le favorevoli condizioni dell'aria in tutta la Marca, centinaia di falò pronti in queste ore per l'accensione dei pane vin ad Arcade, il simbolo della tradizione e l'evento più atteso e partecipato della provincia. Lite tra stranieri ubriachi a Conegliano finisce con un 47enne ferito gravemente al collo con un coccio di bottiglia. L'ira del sindaco, lo sfogo shock, le forze dell'ordine devono poter essere violente con i violenti. A Treviso in settimana il Comitato Sicurezza per decidere le zone rosse, ma il PD attacca, non risolverà il problema, lo sposterà soltanto. Nel frattempo il Viminale promette a Conte l'invio di 100 agenti in città. Incidente tra tre mezzi lungo l'autostrada A27 all'altezza di Mareno, feriti fortunatamente non gravi, ma le operazioni di soccorso hanno creato lunghe code nel traffico di rientro festivo. Scivola e cade tra le colline di Solighetto, 91enne soccorso dall'elicottero del SUEM che lo individua in una zona impervia, l'anziano in ospedale in serie condizioni. Mercoledì pomeriggio a Monastieri, funerali della 41enne trovata morta in casa il 2 gennaio, stroncata da un malore, il messaggio di addio dei Pooh di cui era grande fan, la canzone che hai amato di più ti accompagna in paradiso. Cani che scappano da casa per i botti e truffatori che contattano i proprietari cercando di spillare loro del denaro senza ovviamente far ritrovare l'animale, l'allarme di furti in corso. Giubileo domani in diretta dalle 15 su Antenna 3, la cerimonia al santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza con i fedeli guidati dal vescovo Corrado Pizziolo. Sport, calcio, sotto di un gol in trasferta contro il Brusaporto, il Treviso agguanta il pareggio negli ultimi minuti della gara portando a casa un punto cruciale. I biancocelesti di mister Cacciatore restano infatti in testa al girone. Eccoci questi i nostri titoli, ben ritrovati in diretta, edizione di Treviso in questa domenica 5 gennaio e allora tutto pronto davvero in tutta la Marca, centinaia di falò pronti ad ardere, vigilia dell'Epifania. Ad Asolo per noi in diretta è collegato Lucio Zanato con uno dei primi fuochi che stanno per accendersi. Lucio. Buonasera Lina, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo sulla collina vicinissima a quella della Rocca qui ad Asolo. Devo dirvi c'è uno spettacolo incredibile da qui, perché da una parte si vede la Val Cavasia, dall'altra alle mie spalle si vede proprio la pianura trevigiana e anche parte del Bassanese, e devo dirvi che da oggi pomeriggio, da dopo le 6, diversi sono i falò che siamo riusciti ad ammirare da qui. Noi siamo qui perché è uno dei falò più alti della Marca, siamo sopra la Rocca ed è il falò che dove noi riusciamo a collegarci. Ci siamo già collegati nel 2021 qui, siamo a casa della famiglia Bernardi, a casa di Bruno Bernardi. Adesso con Paolo facciamo vedere il falò che è pronto qui con noi. Bruno Bernardi, vieni qua. Ecco. Perché questo rito? Perché tornare qui ogni anno e fare questa cosa? Questa è una tradizione di casa Bernardi che dura da 70 anni, quest'anno è il 70° accensione che viene fatta ed è iniziata quando io sono nato nel lontano 1953. In gennaio 1954 mio papà ha iniziato questo percorso, diciamo. È un tempo però era una tradizione dappertutto, da qua si osservavano centinaia di falò. Poi ho proseguito io, adesso mi dà una mano mio figlio e vedo che anche i nipoti si stanno muovendo, quindi penso che sarà una tradizione che continua nel tempo. Ecco, tra l'altro diciamo ai nostri telespettatori che tra un po', se uscite e guardate verso la Rocca di Asolo e vedete un puntino luminoso, quelli siamo noi, perché tra breve accenderemo questa pira. Come vedi, Paolo, fai vedere quanta gente c'è, una serie di persone che non sono voluti mancare a questo appuntamento di casa Bernardi, però siccome noi siamo nella tradizione abbiamo portato Don Adelino Bortoluzzi a benedire questo falò. E allora, Don Adelino, tocca a lei adesso. Il fuoco mi richiama lo spirito di Gesù che è sceso ed è venuto anche in quel bambino che abbiamo contemplato nel presepio. Io sono qui a pregare e a benedire questo falò perché la luce del Signore scenda su tutta la Marca, sulle nostre famiglie, soprattutto su quelle che hanno bisogno di luce, di speranza e di solidarietà. E allora faccio una preghiera perché questa benedizione, Dio benedice, ci vuole bene, possa scendere sul presepio, su di noi e su tutta la Marca. Preghiamo. Dio eterno, in principio tu hai fatto splendere la luce nelle tenebre
e nei nostri tempi, che sono gli ultimi, hai inviato nel mondo la tua parola, Gesù, luce senza tramonto. Vieni a splendere anche nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle case dove c'è sofferenza, malattia, disperazione, affinché la gloria che brilla sul volto del tuo Cristo rifulga agli occhi delle genti e sia da tutti riconosciuta. Esaudisci questa nostra preghiera, tu che sei il benedetto, ora e nei secoli dei secoli. Amen. E nel segno di quest'acqua benedetta scenda la benedizione di Dio su questo fuoco che verrà acceso, ma scenda anche su tutte le famiglie e su tutte le persone che sono qui a pregare e a veramente godere di questo momento. Grazie Don Adelino, e adesso è il momento che noi vogliamo far condividere a tutti coloro che questa sera per 1000 motivi non possono accendere il loro falò o comunque partecipare al Panevin, e allora la famiglia Bernardi lo vuole dedicare a tutti i trevigiani, a tutti coloro che sono, a tutti i telespettatori di Antenna 3, proprio perché questo è un rito che fa parte della nostra tradizione, fa parte della nostra cultura, fa parte della cultura millenaria dell'uomo, perché ricordiamolo, questo è il rito della richiesta della luce in queste zone. Sin dai tempi antichi accendere il falò in queste notti significava chiedere al Signore che riportasse la luce, e con la luce anche i raccolti e quindi la buona stagione e quant'altro. Poi ricordiamo che adesso terremo qualche minuto giusto per capire dove andranno le faville, proprio nell'idea per capire come andrà questo nuovo anno. Però devo dire, intanto che aspettiamo che accenda il fuoco, che qui abbiamo due voci particolari. La prima è quella di Terenzio Borga di Aprov, quindi l'agricoltura. Speriamo che vadano dove le faville, Presidente? Sinceramente mi facevo sempre consigliare da mio padre, non è che ho una tradizione, nella nostra zona non c'era proprio questa tradizione così incredibile come c'è qua, e sono contentissimo di essere qua a casa di Bruno Bernardi per capire, per vedere la tradizione, cosa portava in questo territorio e cosa ha da insegnare a noi che non siamo tanto afferrati in questo. Ecco, comunque intanto vediamo che il fuoco sta andando avanti, speriamo che per l'agricoltura le faville vadano mattina o a sera. Ma non meglio so, a sera, perché si dice che il rito di sacco piena panera. È incredibile che un giornalista sia più afferrato di un agricoltore. Beh, allora però, per ultimo, prima di darvi la linea e farvi vedere le faville, abbiamo anche Amedeo Gerolimetto, che è il presidente del Consorzio Piave. Qui dobbiamo cercare di capire che le faville vadano sicuramente a sera, perché ci garantiscano che non ci siano, oltre che i raccolti, non ci siano altre inondazioni. Soprattutto inondazioni, e soprattutto avere la garanzia anche di avere l'acqua per far crescere i raccolti, perché sicuramente l'acqua è un bene prezioso che lo abbiamo da secoli ormai, e speriamo di continuare a averlo anche nei prossimi anni. Avere l'acqua in maniera proporzionata, naturalmente, perché abbiamo visto quali problemi ci sta creando quando è troppa. Grazie. Allora adesso stiamo vedendo dove stanno andando le faville, e mi pare che stiano andando verso sera, quindi verso ovest, e sì, chiaramente verso ovest, con queste immagini di Paolo Bottero. Adesso noi ci spostiamo perché qui comincia a fare veramente caldo, e ti do la linea, Lina, a te. Grazie Lucio Zanato per questo assaggio di Panevin. Naturalmente sarà una grande festa in tutti i paesi che hanno organizzato questi falò, che si stanno accendendo proprio in queste ore. A noi spetta il compito naturalmente di darvi conto della cronaca di queste ultime ore, oltre che mostrarvi queste belle immagini. Andiamo a Conegliano, perché c'è stato nella serata di ieri un altro fatto di sangue. Intorno alle 20 nel parcheggio di un supermercato, una lite tra
stranieri in preda all'alcol ha rischiato di finire in tragedia, con il sindaco Fabio Chies che non solo appoggia la richiesta di rinforzi per le forze dell'ordine avanzata da Mario Conte, ma rincara: devono poter essere violenti con i violenti, dice. Bisogna porre rimedio subito, noi non accettiamo che esistano situazioni di genere sul nostro territorio. Fortunatamente abbiamo passato delle feste natalizie anche in centro con tantissima gente senza alcun episodio e non tolleriamo che ce ne siano. Non va preso sotto gamba, secondo il sindaco Fabio Chies, l'ennesimo episodio violento nella Marca, a cui ha fatto da sfondo questa volta il parcheggio di un supermercato di Viale Venezia a Conegliano. Ha rischiato di venire ferito gravemente un pakistano di 47 anni raggiunto al collo dalla bottiglia rotta con cui un altro straniero, anche lui alterato dall'alcol, lo ha affrontato al culmine di una lite. L'uomo, che ha perso parecchio sangue, è stato trasportato in elisoccorso al Cafoncello di Treviso, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile. Inaccettabile, dice il sindaco del secondo comune della provincia, giusto chiedere più uomini per le forze dell'ordine, come ha fatto nel capoluogo Mario Conte. Noi amministratori locali possiamo far poco rispetto a certe dinamiche. Anche noi a Conegliano abbiamo fatto il nuovo comando di polizia locale, abbiamo messo l'unità cinofila dotato di TESA alla polizia locale, però bisogna fare in modo che l'organico delle forze dell'ordine sia aumentato, per cui Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza stanno facendo un ottimo lavoro sul territorio, ma bisogna potenziare l'organico in modo da avere anche in alcune fasce orarie la loro presenza costante sul territorio. Occorre il pugno duro, continua Chies, come è avvenuto e avviene ancora a Conegliano nella zona del Biscione. La situazione è migliorata molto rispetto ad anni fa, ci sono state una quindicina di arresti, 3 daspi urbani, alcuni sono rimasti in galera, altri hanno cambiato situazione. Noi non vogliamo questa gente a Conegliano, l'abbiamo fatto capire chiaramente e ripeto, la situazione è migliorata molto e anche di questo ringrazio le forze dell'ordine, perché il presidio costante e la presenza ha fatto in modo che queste persone si allontanino. Organici delle forze dell'ordine più corposi, ma anche strumenti legislativi adeguati, conclude il sindaco, che sintetizza il concetto così. Noi riteniamo che gli agenti debbano poter usare metodi violenti con i violenti, perché altrimenti, se non sono in grado di fermare, rischiano anche loro di rimanere magari feriti in queste colluttazioni. È meglio che utilizzino i metodi che devono utilizzare per assicurare alla giustizia queste persone. E poi ci auguriamo anche che la giustizia tenga in galera le persone che non devono stare sul nostro territorio. Intervento legislativo che assicuri una possibilità di intervento migliore alle forze dell'ordine ci vuole assolutamente. E in attesa delle decisioni del Comitato Sicurezza previsto in settimana per discutere delle zone rosse di Treviso, il Partito Democratico attacca, non risolverà il problema, lo sposterà soltanto. Nel frattempo il Viminale promette a Conte l'invio di 100 agenti in città. Potremmo dirci facilmente che la stazione, Piazza Borsa, Piazza Pio X fino ad arrivare al Duomo, quella è la Piazza Borsa e quella è la zona rossa, va bene? Ok, abbiamo detto che metà del centro di Treviso è una zona rossa, mi sembra che sia uno scenario davvero da incubo. Per il Partito Democratico quella di Treviso è una situazione senza precedenti e un allarme contro il quale le zone rosse di Piantedosi serviranno a ben poco. Nei prossimi giorni il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza è chiamato a capire in che modo calare sul territorio la disposizione del Viminale sulle aree a rischio delle città. Ma il capogruppo del PD, Lapidario, sposterà soltanto il problema da una zona a un'altra, come già successo con i fatti di via Castelmenardo e l'omicidio emblematico che ha dato la stura alle polemiche. Chi ha governato la città in tutti questi ultimi 10 anni ammette serenamente che la città è fuori controllo. Ecco, no, nessuno ammette che c'è fuori controllo. Quando tu dici che metà del centro storico è una zona rossa... Io non l'ho detto, lo stai dicendo te, io ho detto la stazione. Io ho detto la stazione. Ok, quindi secondo te Piazza Borsa tu non ci faresti un presidio fisso in Piazza Borsa? Allora, la gente che arriva in Piazza Borsa, da dove arriva la gente che va a Piazza Borsa, fatalità vicino a Via Roma, Piazza Riccati vicino a sempre la stazione, c'è un via vai di gente che arriva dalla stazione alla stazione del Corriere, ma in tutte le città. Poi non è l'amministrazione che dice c'è la follia, ci sono dei problemi, sì. Io personalmente partirei dalla stazione e utilizzerei anche l'uso delle regole, aumenterei l'uso delle regole a livello nazionale, insomma, perché uno che sbaglia deve pagare. È inutile che continuiamo a dirci facciamo presidi fissi, perché se io
uno spacciatore lo prendo oggi e il pomeriggio è già fuori, a posto siamo. Pugno duro e tolleranza zero, la ricetta di Casugana e la promessa del sottosegretario all'interno Molteni, una task force di 100 agenti in più per Treviso, va in questa direzione. C'è bisogno di un pugno di ferro contro fenomeni obiettivamente che negli ultimi anni stanno accelerando un grado di violenza giovanile che è fuori controllo. Ben venga che Piantedosi abbia dato anche l'ok, insomma, e mi pare di aver capito anche che verrà in città, insomma, perché probabilmente il fenomeno è sentito. Questo provvedimento, per quanto buono, per quanto utile, perché sicuramente avere una maggior presenza delle forze dell'ordine, che ringrazio per il loro lavoro quotidiano e spesso mettono in pericolo la loro stessa incolumità, è importante la presenza sul territorio, però non è sufficiente. Con solo un aumento delle forze dell'ordine tenderà a spostarsi da una parte all'altra man mano che mettiamo i presidi e si sposta da un'altra parte. Perché il problema, ribadisce Pelloni, è un altro, è a monte, è sociale e non si può risolvere con un poliziotto in ogni angolo della città. Per troppo tempo nel nostro paese, ma penso anche nella nostra azienda ULSS ad esempio, si parli molto poco nelle scuole di dipendenze con i ragazzi, con i minori, di dipendenze da alcol, da sostanze stupefacenti, si faccia troppo poco per l'integrazione delle cosiddette seconde generazioni. Seconde generazioni sono persone che sono nate qui e non hanno per niente voglia di integrarsi. C'è un insieme e un flusso migratorio nell'ultimo decennio che oggi manifesta i problemi di una situazione fuori controllo. E non possiamo spostarli, sono residenti di Treviso, sono cittadini di Treviso e quindi se ci sarà un presidio magari si risolve la situazione in stazione, importante, e si sposta da un'altra parte. Incidente con 4 feriti lievi intorno alle 12 di oggi lungo l'autostrada A27 in direzione Venezia all'altezza di Mareno di Piave, coinvolti 3 veicoli in un tamponamento a catena. Il ferito in condizioni più serie è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Treviso. Per consentire i soccorsi è stata chiusa temporaneamente la carreggiata e inevitabilmente si sono formate code per gli spostamenti domenicali e anche per i rientri dalle vacanze sulla neve. Sul posto, oltre al SUEM 118, c'erano anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. E poi c'è un ultra novantenne grave in ospedale per un incidente sulle colline di Solighetto all'ora di pranzo. Una brutta caduta mentre si trovava in mezzo a un bosco tra le colline di Solighetto e data l'età avanzata e il luogo impervio il necessario intervento dell'elisoccorso del SUEM 118 di Treviso per recuperarlo e portarlo in ospedale. Il soccorso all'ora di pranzo, ferito in modo serio un 91enne che si era spinto troppo in là in mezzo alle colline e che è finito a terra dopo essere scivolato. In pochi minuti il velivolo è giunto sul luogo dell'incidente. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l'anziano, che ha riportato alcuni traumi, tra cui uno alla spalla, è stato elitrasportato fino alla piazzola della zona industriale di Conegliano. Qui, trasferito su un'ambulanza, è stato accompagnato all'ospedale Santa Maria dei Battuti per ricevere le cure necessarie. Saranno celebrati mercoledì alle 15 nella chiesa abbaziale di Monastieri i funerali di Sara Pellin, la 41enne ritrovata senza vita in casa, stroncata da un malore il 2 gennaio. Nell'abitazione di Via Roma erano arrivati ambulanza e carabinieri per Sara, che aveva perso nel 2023 il papà Albino e una decina di anni fa la mamma Ivana. Non c'era però più nulla da fare. Martedì alle 19 in chiesa sarà recitato il rosario. La 41enne, come vedete anche da questa foto, era da sempre una grande fan dei Pooh, tanto che non solo tra il vastissimo pubblico della band, quando è circolata la notizia della sua scomparsa, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio, ma gli stessi artisti hanno voluto salutarla. Ciao cara Sara, hanno scritto nei social, che la canzone che hai amato di più ti accompagni in paradiso nel posto più bello e felice. Grazie per l'amore che ci hai sempre regalato, faremo una preghiera per te, i Pooh, Roby, Dodi, Red e Riccardo. Parliamo ora delle nuove truffe che circolano in questo specifico periodo, cani che scappano da casa per i botti, truffatori che contattano i proprietari cercando di spillare loro del denaro senza ovviamente far ritrovare poi l'animale. Con le feste accade anche questo, l'allarme di furti in corso.
E in questi periodi, con i botti di Capodanno, tanti animali sono scappati di casa ed ecco qui i truffatori che fanno man bassa della nostra bontà d'animo. Truffe legate agli animali messe in atto facendo leva sull'affetto per gli amici a quattro zampe. Christian Demma, presidente dell'organizzazione di volontariato Furti in Corso, fa proprio l'allarme lanciato dalle associazioni animaliste. Chi mette un annuncio per ritrovare il proprio cane scappato da casa, durante le feste sono stati parecchi, rischia di incorrere in truffatori senza scrupoli. Ovviamente vi chiama con un numero, perché magari avete messo un cartello fuori per i comuni con il vostro numero di telefono con la foto del cane smarrito, e vi chiama da un numero sconosciuto una persona che si spaccia per un funzionario della protezione civile. Vi, tra virgolette, con molte buone maniere, vi dice che c'è una multa molto alta da pagare di 4.000, 3.000 e passa euro, e ovviamente per la voglia di riabbracciare il nostro caro amico di famiglia animaletto non facciamo altro che cadere nelle grinfie di questa persona che si presenta molto bene. Ovvio che questa è una truffa e può essere sia in questa versione e sia anche nell'altra versione, che ovviamente con la presa appuntamento all'esterno di casa lasciate l'abitazione vuota e loro in questo momento sanno esattamente dove sono. In Italia le truffe di questo genere andate a segno sono già parecchie. Attenzione quindi a non cadere in tranelli di questo tipo, presi dall'ansia di ritrovare il proprio animale da compagnia. Non solo cani smarriti, ma anche cani da adottare, altra circostanza dietro la quale può nascondersi un raggiro. In questo periodo ci sono tanti giri su social network dove vi fanno affidatari di animali anche di razza, e a un certo punto della, chiamiamola trattativa semplicemente, vi dicono che per forza dovete pagare una cifra di 300-400 euro solo per il trasporto, perché l'animale ovviamente non può essere venduto. A quel punto, se vi rifiutate, in modi un po' molto meno garbati vi dicono che avete preso l'impegno del cane col nome e cognome, quindi attenzione perché vi denunciano sempre alla protezione civile. Procedura del tutto anomala, nessuna multa viene comunicata via telefono, conclude Demma, che invita a tenere alta l'attenzione e a rivolgersi subito alle forze dell'ordine. Torniamo alle notizie positive, perché un particolare regalo per le feste natalizie è arrivato in questi giorni a un'associazione che si occupa di disabilità a Castelfranco. Un contributo per 3 anni per permettere a 2 persone con disabilità di poter iniziare dei percorsi di vita per renderli indipendenti dalla famiglia. Abbiamo firmato un progetto assieme alla Fondazione Tina Anselmi per il sostegno alla fragilità, sostegno all'autonomia, sostegno a questi ragazzi che fanno delle prove tecniche di vita assieme, comune, di autonomia. Davvero un bel regalo per le feste natalizie, quello che la Fondazione, che ha la sede all'ombra di Porta San Tommaso a Treviso, ha portato a quella castellana dedicata a Tina Anselmi. 6.000 euro all'anno per 3 anni e per 2 progetti di vita all'anno, grazie ai quali alcune persone fragili potranno sperimentare dei percorsi mirati all'abitare indipendente, all'inclusione scolastica, lavorativa, sportiva e ricreativa, costruiti su misura grazie all'equipe di professionisti della Fondazione Tina Anselmi. Un segno di condivisione di valori e di prossimità, e speriamo che sia l'inizio davvero di un grande percorso insieme all'interno di questo futuro di accompagnamento personalizzato ai progetti di vita di tutti, che sono progetti di inclusione e di qualità. Le aspettative di vita per persone fragili sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni e il 50% delle persone con disabilità gravi può contare solo su genitori per la cura e l'assistenza. Tuttavia, sempre più persone con handicap sopravvivono ai loro familiari, mentre i servizi per chi ha problemi di salute mentale sono molto frammentati. Ecco che grazie a questo finanziamento, ma anche ad un appartamento messo a disposizione alla Fondazione Anselmi, ogni anno 2 persone con disabilità potranno dimostrare non solo a Castelfranco ma a tutta la Marca che grazie alla solidarietà senza confini un futuro indipendente è possibile anche per loro. E continuano nella Marca le celebrazioni dell'apertura del Giubileo. Dopo le cerimonie di Treviso e Vittorio Veneto la settimana scorsa, domani quella molto attesa al Santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza, uno dei luoghi sacri giubilari della diocesi di Vittorio Veneto. E domani in diretta dalle 15 su Antenna 3 seguiremo proprio la cerimonia al santuario, cui seguirà la tradizionale processione dei fedeli al seguito del Bambin Gesù della Madonna dei Miracoli dal piazzale della Basilica all'ospedale. Per il vescovo Corrado Pizziolo, uno degli ultimi impegni alla guida della diocesi prima del saluto ufficiale previsto per il 31 di gennaio.
Lo sport adesso, il calcio, prima giornata di ritorno del girone C di Serie D. Il Treviso ha agguantato in extremis il pareggio nella difficile trasferta contro i bergamaschi del Brusaporto e resta in vetta alla classifica. Sotto per 1-0 per quasi tutta la partita per un gol di Secca al 20° del primo tempo. I biancocelesti di mister Cacciatore sono riusciti a trovare la via del gol con Valenti quasi alla fine della gara, all'81°, portando a casa un punto cruciale, perché infatti il contemporaneo pareggio per 1-1 anche del Dolomiti Bellunesi contro la Luparense ha mantenuto inalterate le distanze tra il Treviso in testa a 44 punti e gli inseguitori diretti che sono a 42. Tutta la Marca e gran parte del Veneto, ma anche del Friuli, l'abbiamo detto in apertura, questa notte saranno illuminati dai fuochi dei Panevin, una tradizione che la nostra emittente Antenna 3 ha seguito fin dall'inizio, documentando anche come siano cambiati i modi di costruzione delle cataste e soprattutto le regole di sicurezza per i partecipanti. Allora, vi invitiamo a vedere come si accendevano quasi 40 anni fa i Panevin nella nostra consueta rubrica dedicata alla nostra storia. Anche quest'anno fervono i preparativi, un po' dovunque nella Marca trevigiana, per allestire i Panevin che illumineranno la sera del 5 gennaio. Questo motivo di festa e di aggregazione ha le sue radici in tempi molto lontani ed ancora oggi rimane una delle tradizioni popolari più sentite dalle genti venete. Un tempo il Panevin o Panera veniva solitamente allestito dai contadini e formato dalla sterpaglia, dalle erbacce e quanto residuava dalla pulizia di campi e fossi. Si formava così la catasta da bruciare la sera del 5. Alcuni per accenderla usavano il soco nadain, un ceppo appositamente arso durante la vigilia di Natale. Ai bambini veniva raccontato che la luce del fuoco della panera serviva ad illuminare la strada a quella vecchietta che arrivava, con le scarpe tutte rotte e col vestito da furlana, a portare i dolci a chi era stato buono e carbone ai cattivi. I più grandi erano invece attenti alla direzione del fumo, sicuro indice di come sarebbero andati i raccolti durante l'anno. Ancora oggi vi è chi, non solo contadino, guarda alla direzione del fumo per ricavare i pronostici dell'anno. Ed ancora oggi ci si raccoglie attorno al fuoco mangiando un po' di quel dolce tradizionale che è la pinza, quello che un tempo era il dolce dei poveri ed ancora rivalutato alle soglie del 2000, accompagnato da un sorso caldo di vin brûlé. Una tradizione che si tramanda dunque nel tempo, di generazione in generazione, anche se in alcuni casi, come ci segnala il gruppo WWF di Castelfranco Veneto, quella che chiamiamo civiltà del nostro tempo porta a bruciare i prodotti che sviluppano fumi e odori nocivi ed inquinanti che i nostri avi non conoscevano. Molte segnalazioni abbiamo ricevuto in questi giorni che ci ricordano i Panevin per la sera del 5 gennaio. Segnaliamo il tradizionale Panevin in piazza ad Arcade, organizzato come al solito dall'Associazione Alpini. La 10ª edizione della Panera a Boiago di Quinto di Treviso. Il Panevin di Santa Lucia di Piave presso il Campo Fiera. Il Panevin di Epifania, organizzato dalla Proloco di Noale. Ed ancora quelli di Carpesica presso Vittorio Veneto nell'azienda Cosmo. Di Castagnole presso le scuole vecchie, di Ponzano presso la trattoria Al Cacciatore, nella piazza di Silvella di Cordignano, in via Belvedere a Crocetta del Montello ed in città in via Madonnetta Santa Maria del Rovere, un altro vicino al passaggio a livello sulla Castellana ed ancora a Sant'Angelo. Panevin il giorno dopo, vale a dire il 6, a Paese presso il campo di rugby. In anticipo, infine, verrà bruciato questa sera, verso le ore 20, il Super Panevin a Cusignana. Davvero nomi che richiamano anche al passato, no? E allora io vi ricordo che oltre ai Panevin ci sono i presepi, ne avete mandati a migliaia, questo il numero WhatsApp, noi andremo avanti ancora alcuni giorni a mostrare le vostre natività, sono tantissime, vedete
tutti i riferimenti, ma li conoscete benissimo in onda, quindi continuate pure a inviare i vostri video realizzati in orizzontale con i telefoni e noi cercheremo di smaltire più presepi possibili, di mostrarne più presepi possibili perché sono davvero molto belli. E allora questa sera vediamo le creazioni di Rebecca Silvestrin di Asolo, Roberto Giurato di San Biagio di Callalta, Roberto Martin di Treviso, Roberto Zanella di Ponte della Priula, Vittorio Zuccolotto di Lanzago di Silea e il presepe del gruppo Stella Cometa della parrocchia di Trebaseleghe. Con questi presepi io vi saluto, vi auguro una buona serata, una buona notte dell'Epifania. Arrivederci. E il presepe di la nonna, auguri di Rebecca. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy On